È stato riconosciuto lo stato di crisi per le aree fortemente danneggiate dal maltempo che si è abbattuto in diversi comuni delle province di Treviso, Venezia e Vicenza. Un atto fondamentale suggellato dalla firma di un decreto del presidente della regione Luca Zaia in mattinata, che avvia di fatto l'iter per il riconoscimento di indennizi a soggetti pubblici e privati colpiti. In mattinata, parallelamente, i sindaci di Spresiano, Arcade, Giavera del Montello, Nervesa, Villorba e Volpago si sono dati appuntamento per avviare un secondo passaggio inerente allo stato di crisi e inoltrare la richiesta ad Avepa, Agenzia Veneta per i pagamenti, per il riconoscimento degli indennizi agli agricoltori. Un'azione fondamentale questa per sostenere la categoria duramente colpita. In taluni casi il raccolto è andato completamente distrutto, come ad esempio per la ciliegia di Maser. Ieri mattina, le dico la verità, un produttore di kiwi e uno di ciliegia si sono messi a piangere, si sono disperati. Le dico, sono pochi quelli che sono assicurati. La decisione di annullare la festa dopo aver sentito tutti i produttori. Ora la speranza è tutta riposta sulle tardive, che rappresentano il 40% del prodotto tipico. Il 20% era già stato venduto, ora era pronto per la raccolta e la vendita il 40% necessario per la mostra, prodotto che non ci sarà. Chiederemo oltre alla Regione aiuto anche allo Stato, così il presidente di Coldiretti. Oltre alla ciliegia colpiti i vitigni del Prosecco, colture di ortaggi a foglia, kiwi prossimi alla fioritura. Sì, ok, lo stato delle calamità è giusto richiederlo, ma sappiamo che è sempre difficile, oppure non si può fare affidamento a che arrivino, diciamo, quei risarcimenti che sarebbero necessari. Perciò l'assicurazione oggi è quella che copre in maniera più vera, diciamo, il danno. Pronti ad accelerare l'iter, promette il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, in contatto fin da ieri con i sindaci della Pedemontana. Interverremo in Consiglio dei Ministri cercando di poter dare delle risorse aggiuntive per in qualche maniera aiutare tutte le persone che hanno visto colpite